Una buona giornata, ben trovate e ben trovati, prima edizione di questo martedì 27 agosto, è l'ultima settimana di agosto, saremo insieme fino alle 13:30, tanta la cronaca in apertura. Tra poco saremo in grado di collegarci con la nostra Lina Paronetto, perché è ancora il lupo a tenere banco nella cronaca del territorio. Oggi il vertice in prefettura a Treviso con i sindaci maggiormente coinvolti dall'avvistamento e dalla presenza del lupo nei loro territori, vertice che si sta concludendo in questi minuti. Saremo infatti in grado tra pochissimo di collegarci con la nostra Lina Paronetto e Nicoletta Rizzetto, che stanno seguendo il vertice per noi. Andremo poi nel Padovano a Saonare, è stata deturpata la panchina rossa dedicata a Giulia Cecchettin. Ci sarà in diretta con noi Valentina Visentin, ma appunto dicevamo tanta la cronaca dal territorio anche in questa mattinata. È una notizia arrivata in redazione questa mattina, ma il fatto risale a ieri sera. Rimane chiusa fuori casa senza chiavi e nel tentativo di entrare attraverso una finestra cade a terra. Siamo a Castelfranco, un'anziana ha sbattuto la testa. Tragico incidente ieri sera, appunto, vittima una 82enne. L'anziana è stata trovata a terra a pochi passi dalla finestra al pian terreno sul retro dell'abitazione, su cui aveva cercato di arrampicarsi per entrare in casa passando dal retro dove si trova il giardino di casa. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno trovato l'82enne a terra e hanno lanciato l'allarme al 118. Quando medico e infermieri del SUEM sono intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della pensionata, probabilmente a causa di un forte trauma cranico che è stato fatale per la malcapitata. In via San Vananziano e Fortunato sono intervenuti i carabinieri di Castelfranco Veneto, che hanno eseguito i rilevi del caso, del tutto esclusa la responsabilità di terzi. Questo dunque accaduto a Castelfranco. Riusciremo a darvi maggiori aggiornamenti nelle edizioni di questa sera. Intanto continuiamo noi con la cronaca dal territorio. Ha lasciato i suoi cari dopo aver contratto l'infezione da Covid-19 mentre si trovava in vacanza in Albania. Per i medici non c'è dubbio che sia stato il coronavirus a innescare la miocardite, causa della morte di una donna originaria di Sedico nel Bellunese a soli 38 anni. Il Covid se l'è portata via all'improvviso a soli 38 anni. La comunità di Sedico è sconvolta per la morte di Alessia Vidotto, sottratta all'affetto dei suoi cari mentre assieme a loro stava trascorrendo le ferie estive sulle spiagge dell'Albania. Qualche giorno prima di Ferragosto la donna comincia ad accusare spossatezza e i sintomi tipici dell'influenza, raffreddore, mal di gola, febbre. Passano i giorni, ma le condizioni di Alessia non migliorano, da qui la decisione di farsi visitare dalla guardia medica, quindi all'ospedale di Tirana. Le viene diagnosticato il Covid-19, malattia che i medici non avranno poi dubbi nel considerare responsabile del rapido peggioramento del quadro clinico che sfocerà in una miocardite, infiammazione dei muscoli del cuore, malattia che nonostante gli sforzi dei medici le toglierà la vita nel giro di un paio di giorni. Alessia, che da qualche tempo risiedeva nel quartiere di Mussoia, era una persona solare e gentile e le comunità di Belluno e Sedico si sono strette al dolore dei genitori, al marito e al figlio di un solo anno e mezzo. L'azienda per cui la donna lavorava ha fermato per 2 ore la produzione per permettere ai colleghi di renderle omaggio. E lo dicevamo in apertura del telegiornale, nella Marca un nuovo avvistamento del lupo, l'ennesimo, che per la prima volta si è spinto fino a San Polo di Piave, dove si è avvicinato a un agricoltore che si trovava sul trattore. Sullo sfondo l'ipotesi allontanamento con i pallini di gomma. Vediamo il servizio di Cristian Arboit, poi ci colleghiamo con Lina Paronetto da Treviso. L'agricoltore era in mezzo delle operazioni culturali nel proprio campo e questo esemplare gli ha girato attorno al mezzo agricolo, andando anche un po' ad annusare nella zona dei piedi, ecco, dell'agricoltore. Poi ha preso e se n'è andato. L'ultimo incontro ravvicinato di prima mattina tra Guizza e San Giorgio a San Polo di Piave, con il comune che subito ha diramato un'allerta attraverso i propri canali. Appunto, l'animale si è allontanato in autonomia e l'agricoltore poi è venuto subito ad avvisare
di quanto era accaduto, e da lì sono state avvisate le forze dell'ordine e la polizia provinciale. Per San Polo si tratta del primo passaggio documentato del lupo, anche questo non un dettaglio. L'esemplare apparso in buono stato non sarebbe quello zoppo, per intenderci. Il primo avvistamento a San Polo di Piave, nei giorni scorsi si erano sentiti avvistamenti nelle aree limitrofe tra Stabiuzzo di Cimadolmo, Roncadelle e di Ormelle. Questa è la prima volta che esce, tra virgolette, un po' dalla zona golenale ed entra verso la parte più residenziale. Intanto c'è attesa per l'incontro promosso in prefettura e richiesto dal comune di Spresiano, territorio dove negli ultimi giorni si è registrata anche l'aggressione ai danni di un cagnolino nel giardino di una casa. Sullo sfondo le sperimentazioni avviate nel Bellunese e la scorsa settimana in alcuni comuni del Vicentino, con la possibilità di allontanare i lupi mediante pallini di gomma. Si tratta di capire se nella Marca, in particolare lungo il Piave, si farà altrettanto. Allo stato attuale non è ancora chiaro quanti siano gli esemplari in giro, se 1, 2 o più. Di certo i sindaci chiedono una soluzione unitaria. Attualmente il lupo a livello europeo ha un grado di protezione pressoché totale. È chiaro che però quando la situazione diventa preoccupante ai limiti del pericolo, anzi pericolosa, bisogna intervenire. Allora sono d'accordo, va tolto questo grado di protezione, che questo non deve significare, attenzione perché lo vogliamo chiarire, perché poi si vedono i commenti sui social, no? Gli estremisti in un modo o nell'altro. Questo non significa che tutti si devono armare e partire alla caccia dei lupi, no, significa che è una specie che va gestita e possiamo gestirla noi che abbiamo il problema in casa, questo è. Questo dunque è quanto. Adesso ci colleghiamo con Lina Paronetto da Treviso. È finito in questi minuti il vertice chiesto appunto dal sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, che vedo collegato con Lina Paronetto dalla prefettura. Come è andato questo vertice, Lina? Non siamo nel tecnico. Buongiorno Edi, eccoci in diretta dalla prefettura col sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, il sindaco di Breda di Piave Cristiano Mosole. L'incontro è finito da pochissimo e chiediamo anche noi insieme a te appunto in diretta come è andato e che disposizioni se ne avete avute. Beh, l'incontro devo dire è stato proficuo, è stato un bel incontro. Abbiamo parlato con le autorità competenti che ci hanno parlato di quello che stanno facendo e di fatto sono 2 mesi che lavorano ininterrottamente tutti i giorni, sabato e domenica compresi, e per arrivare alla cattura del lupo. Quindi abbiamo avuto rassicurazioni in tal senso e a breve arriverà anche un vademecum da chiaramente condividere con la cittadinanza per i comportamenti da tenere in caso di avvistamenti e di contatti ravvicinati con l'esemplare. Ecco, allora abbiamo detto che le disposizioni la decisione di catturare questo lupo c'è. Sì. Vi è stato spiegato in che modo stanno operando? No, noi dal punto di vista tecnico chiaramente non sappiamo quali siano le dinamiche, però il Ministero ha dato il via libera, quindi tutta la burocrazia che, attenzione, ci hanno detto talvolta dura anche fino a 8 mesi, ci vuole per avere il via libera dal Ministero, è già stata superata, quindi si sono accorciati molto i tempi, anche perché si tratta di un caso particolare, ce l'hanno confermato, insomma è un caso a sé stante, ecco, e quindi sì, il via libera del Ministero c'è, per cui adesso si tratta solo di avere un po' di pazienza e poi... Ecco, quindi vi hanno detto noi stiamo cercando di catturarlo sostanzialmente, abbiate pazienza e soprattutto, come diceva, informiamo la popolazione. Sì, assolutamente sì, quindi si parla di cattura, ma si parla di cattura con tutti i crismi. Sappiamo bene che il lupo è un animale super protetto, per cui ecco, tranquillizzo anche chi magari pensa che si possa far male all'animale, assolutamente no. Quindi siamo stati rassicurati anche noi e, ripeto, è stato un buon incontro, assolutamente. Ecco, sindaco di Breda di Piave, territorio in cui lo si è avvistato più volte questo animale, un vademecum per la popolazione perché forse i comportamenti tenuti fino adesso non erano neanche quelli consoni. Questo animale di fatto si è piazzato qui e, diceva poco prima di iniziare la diretta, non si è neanche certi se sia uno o più individui. Sì, diciamo che alcuni comportamenti sicuramente potevano essere evitati, però è anche vero che è un fenomeno che non accade dalle nostre parti, quindi però già
tante indicazioni sono state date, questo vademecum le riassumerà e magari ne darà qualcun'altra. Certamente la cosa fondamentale è continuare a fare le segnalazioni, perché è vero che l'attività di monitoraggio è in corso, però dobbiamo continuare a fare la nostra parte come cittadini, questo è fondamentale. Poi sicuramente l'esemplare uno è ed è femmina, quello che ci hanno detto, non è escluso che ce ne siano altri, ma la certezza intanto è per uno femmina. C'è questo fatto, abbiamo detto, abbastanza raro, ultima domanda, ma è una curiosità che ci viene naturalmente da esprimere. È possibile, vi hanno detto, che in futuro questo fenomeno, questo episodio si ripresenti con altri animali? Si è presentato in passato, dicevano 10 anni fa circa, di esemplari ce ne sono diversi nella zona pedemontana, bassa montagna. Tutto è possibile in futuro, quindi questo potrebbe essere un caso isolato, come no, questo non possiamo escludere nulla in questo momento. Grazie, allora per il momento dalla Prefettura è tutto, ringrazio naturalmente Cristiano Mosolo e Marco Della Pietra per essere stati con noi, restituiamo con Nicoletta Rizzetto la linea allo studio. Grazie Lina, grazie ai sindaci che sono intervenuti, quindi attenderemo degli esiti ulteriori rispetto a questa vicenda e anche delle indicazioni maggiori. Ora continuiamo invece con la cronaca prima di spostarci a Padova. Noi siamo ora a Bibbione perché una bimba tedesca di 8 anni in vacanza appunto a Bibbione con i genitori ha perso la vita ieri nel tardo pomeriggio. Stava giocando nell'acqua bassa quando ha perso i sensi e non si è più ripresa. Un'ora di massaggio cardiaco, poi i bagnini di Bibbione Spiagge l'hanno affidata alle cure degli operatori del SUEM dell'US4 arrivati in piazzale Zenit, mentre nel frattempo era stato allertato anche l'elicottero da Padova, ma alla fine è ripartito vuoto. I genitori hanno detto ai carabinieri che aveva dei problemi di salute, probabilmente disturbi cardiaci. Sarà tutto comunque da accertare. Alla famiglia sotto shock l'US4 ha messo a disposizione il servizio di supporto psicologico. I carabinieri della compagnia di Portogruaro hanno ricostruito con i familiari gli attimi prima della tragedia. Questo dunque su quanto accade sulle spiagge di Bibbione. E ora un'altra notizia di cronaca, una donna di 71 anni residente a Cavallino Tre Porti è stata denunciata per aver rubato dal luogo dell'incidente una borsa appartenente a una delle vittime dello scontro avvenuto venerdì scorso nella località balneare veneziana. Nello scontro avvenuto nella frazione di Cavio avevano perso la vita 2 coniugi tedeschi di 71 e 66 anni, travolti da un'automobile mentre erano in sella al loro scooter. I 2 mezzi erano finiti nel fossato al lato della carreggiata. Le operazioni di identificazione erano state rallentate dalla mancanza dei documenti della coppia contenuti nella borsa della donna che era stata appoggiata a una delle 2 auto della polizia locale e poi era sparita. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza è stata notata la signora giunta in bicicletta nel luogo dell'incidente fermarsi e abbassarsi per prendere la borsa. Identificata e interrogata, la donna ha ammesso di aver preso la borsa, di aver gettato in acqua i documenti della coppia e aver tenuto uno smartphone dei coniugi che è stato restituito ai figli. Verrà denunciata per furto e appropriazione indebita. Dunque questo da Cavallino Tre Porti. E ora nel Padovano, ubriaco alla guida, semina il panico in un parcheggio a Mortise, arrestato dai carabinieri. Sotto l'effetto dell'alcol stava guidando pericolosamente un'auto ad alta velocità, stava facendo manovre in retromarcia. I carabinieri sono intervenuti la notte tra sabato e domenica nel parcheggio del centro commerciale La Corte a Mortise, dove hanno sorpreso un cittadino moldavo che aveva appena sfasciato un'altra auto parcheggiata e sradicato un albero mentre guidava completamente ubriaco. L'uomo, alla vista dei militari che lo volevano identificare, ha opposto resistenza, ma alla fine è stato bloccato e arrestato per violenza, danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. E ancora la cronaca, ci sarebbe stata un'altra aggressione di baby bull in centro a Padova, vittima una 17enne picchiata durante una passeggiata.
Stava facendo una passeggiata serale con 2 amiche quando sono state accerchiate. Una 17enne padovana è stata picchiata da un gruppetto di babybulle. I fatti sarebbero avvenuti la sera del 19 agosto in pieno centro a Padova tra il Liston e Piazza delle Erbe. Le amiche stavano camminando quando hanno notato un gruppetto di coetanee visibilmente alterate che hanno iniziato a seguirle e a rivolgere loro insulti e minacce. Poi le bulle si sono accanite sulla 17enne tirandole i capelli e colpendola con calci e schiaffi. In Piazza delle Erbe fortunatamente qualcuno ha sentito le urla e quando si sono avvicinati le bulle sono scappate. Sul posto sono arrivati i genitori che hanno portato la 17enne in pronto soccorso per le medicazioni e il giorno dopo si sono presentati in caserma per la denuncia. Picchia la fidanzata e le ruba auto e soldi. 33enne dominicano arrestato dai carabinieri di Pederobba. L'uomo aveva precedenti per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. Litiga con la fidanzata 24enne mentre sono in auto, la colpisce con un pugno e poi le ruba la vettura con dentro le chiavi di casa e 1.000 euro. Con la macchina va nell'abitazione della ragazza a Cavaso del Tomba e si chiude dentro. 33enne dominicano arrestato dai carabinieri di Pederobba che nel frattempo erano stati allertati dalla giovane. Le accuse sono di percosse, violenza privata, violazione di domicilio e furto. L'uomo aveva precedenti per delitti contro la persona ed in materia di armi ed era sottoposto all'obbligo di firma giornaliero per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie che vive in un'altra provincia. Ora il 33enne è in carcere a Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ancora nel Trevigiano, minacciato con un coltello, picchiato e rapinato da una banda di giovanissimi ragazzi e ragazze. Vittima un venditore ambulante di fiori, accaduto in piazza Santa Maria dei Battuti nel piano centro di Treviso. La baby gang è stata individuata dalla polizia, 7 i denunciati. Ora il servizio. Sta arrivando. Venditore ambulante di fiori aggredito, preso a botte, minacciato con un coltello e derubato da un gruppo di giovanissimi, 4 ragazzi e 3 ragazze. È accaduto nella tarda serata di domenica 18 agosto, ma l'episodio è emerso solo nelle ultime ore quando la polizia è riuscita ad identificare e denunciare i baby rapinatori. Per il venditore di rose, un cittadino bengalese di 48 anni, sono stati attimi di terrore. L'uomo, che stava facendo il consueto giro serale per vendere i fiori nella centralissima piazza Santa Maria dei Battuti, è stato avvicinato dai ragazzi davanti alla Bottega 24, il negozio sempre aperto con i distributori automatici di bibite e snack. Il 48enne forse pensava che qualcuno di loro volesse regalare un fiore alla fidanzatina, ma le intenzioni dei giovanissimi erano ben diverse. L'uomo è stato prima derubato dei fiori, poi di fronte ad una sua reazione è stato preso a calci e pugni dal branco. È spuntato pure un coltello con il quale i ragazzi l'hanno minacciato rapinandolo dei soldi che aveva con sé, circa 150 euro. È stato lo stesso bengalese a chiamare la polizia. La volante è giunta sul posto. Poco dopo le successive indagini hanno consentito di arrivare all'identificazione dei componenti del branco. 7 giovani tra i 15 e i 18 anni, 4 maschi e 3 ragazze che hanno pure loro partecipato al pestaggio. Tutti e 7 sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso. Un episodio molto grave per modalità ed età dei protagonisti, avvenuto in piazza Santa Maria dei Battuti, dove proprio la notte tra sabato e domenica scorsa i 2 ladri recidivi, già accusati tra gli altri dei furti alle papere, al ristorante del Panatta Racket Club, alla Spiga d'Oro, hanno tentato nuovamente di rubare anche alla Bottega 24 e torna la preoccupazione tra gli esercenti della zona dopo un periodo di relativa calma. Sono ragazzini imprevedibili che non hanno regole e quindi hai certo che soprattutto la sera, quando inizia a esserci magari un po' meno movimento, non sai mai come si comportano. 7 anni che ho avuto l'attività, la piazza è molto migliorata rispetto all'inizio. Ovviamente c'è ancora qualche episodio, ma come anche in tutto il resto della città mi sembra di sentire. Poi c'è una situazione generale a livello di società da mettere a posto, secondo me, a livello di genitori, figli, professori, polizia, cioè c'è un problema più sociale che di ragazzini.
Insomma, tema che tiene banco nel centro cittadino di Treviso, la questione sicurezza nel quadrante di Piazza Pio X, al centro appunto dell'incontro di ieri pomeriggio tra il sindaco Mario Conte e residenti e commercianti del quartiere. L'appello che farò proprio nelle prossime ore, scriverò al Ministro degli Interni per chiedere un rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine, perché per far fronte a queste situazioni servono progetti sociali per prevenirli, però poi bisogna anche intervenire nel momento in cui compiono questi reati, e quindi ringrazio le forze dell'ordine e teniamo alta l'attenzione. Rinforzi negli organici di polizia e carabinieri e certezza della pena per chi delinque e viene preso. Il sindaco Conte si rivolgerà al governo per chiedere aiuto nel fronteggiare alcune situazioni che allarmano la popolazione. Sindaco che nel pomeriggio ha incontrato residenti e commercianti di Piazza Pio X che lamentano situazioni di degrado e criminalità. Gli ho chiesto più sicurezza, la prima cosa, di avere le luci, perché se non ci sono io delle volte le luci non sono accese e tutti quanti alla via abbiamo un po' paura, perché c'è della gente che passa davanti che non è che sia tanto piacevole. Maria Rossetto dell'Osteria Alloro è stata anche derubata all'interno della sua attività. Io ero dentro che sono entrati e mi hanno portato via l'incasso, poi mi hanno portato via il portafoglio, il telefono, 2 telefoni e un portafoglio, e mi hanno scassinato tutta la porta di vetro. Il sindaco ha ascoltato le richieste e le proposte avanzate dai cittadini per questo quadrante della città. Contenta di questo incontro? Mi sarò contenta dopo. No, adesso sì dell'incontro perché sei gentilissimo, però dovremmo vedere cosa che veniva fatto, perché è luci, c'è quasi buio pesto di notte. Per me sono tutte faluche, cioè tutte promesse che non vengono poi mantenute, perché sono arrivato a 81 anni passati, promesse. Mi perché vuoi un bene da matti al sindaco, perché mi piace, però sono tutte cose che non possono arrivare, cioè non andrà in porto subito. È stato un incontro, direi, ricco di condivisione, un momento di partecipazione attiva, veramente molto molto bello, molto gradito dai residenti che da tanto tempo aspettavano un confronto con il sindaco, e con noi ci auspichiamo, ci auguriamo che non sia l'ultimo. È giusto che ci sia questo rapporto diretto con i cittadini, e credo che gli interventi che stanno arrivando dall'ex EC a Palazzo Moretti, il rifacimento di Viale Cesare Battisti, così come tutta una serie di piccoli interventi che si possono fare anche, che nascono proprio da degli spunti che ci hanno detto loro, compreso l'installazione delle telecamere, possa aiutare a far tornare la serenità in questo quadrante di città. Però devo dire che ho trovato dei cittadini ovviamente preoccupati sotto certi punti di vista, ma assolutamente collaborativi. Questo dunque è l'esito dell'incontro ieri nel pieno centro di Treviso con sindaco, residenti e cittadini tutti. E dunque, in attesa di collegarci con la nostra Valentina Visentin da Saonara, dove è stata deturpata la panchina rossa dedicata a Giulia Cecchettin, simbolo della violenza sulle donne, torniamo sul caso dell'ultraleggero precipitato a Campolongo in cui ha perso la vita un imprenditore padovano. È stata l'amica che era a bordo con lui a chiamare i soccorsi nonostante le ferite. Intanto nei prossimi giorni il velivolo sarà esaminato dagli esperti. È stata proprio la signora, dopo la caduta, a riuscire comunque anche con freddezza, direi, a chiamare i primi soccorsi, insomma. Poi ovviamente l'aereo si è visto cadere anche dalle abitazioni comunque vicine, quindi poi insomma c'è stato anche un po', come posso dire, una catena. Nonostante la paura e le ferite a gambe e costato, con le ultime forze è stata proprio la donna 55enne che era con l'imprenditore 60enne Nicola Baso nell'ultraleggero precipitato a Campolongo Maggiore a chiamare i soccorsi, giunti sul posto poco dopo. Per Baso non c'è stato nulla da fare, lei invece è stata trasferita in eliambulanza nell'ospedale di Padova, rimanendo sempre cosciente. Ha anche riferito che prima della caduta Baso avrebbe imprecato ad alta voce che stava accadendo qualcosa. Poi lo schianto. Questo è il punto su cui l'ultraleggero pilotato da Nicola Baso è precipitato, in questo campo di soia dove si vedono ancora le piante pressate a terra a pochi centinaia di metri dalla scuola di volo. Nei prossimi giorni l'ultraleggero, ora posto sotto sequestro, sarà oggetto di un'ispezione da parte di tecnici specializzati che dovranno chiarire i motivi e le modalità dell'incidente. A disposizione della magistratura anche il corpo di Baso che 3 ore dopo l'incidente è stato rimosso dalla cabina di pilotaggio e portato all'obitorio dell'ospedale padovano di Piove di Sacco.
L'imprenditore padovano 60enne viene definito da tutti un pilota esperto con alle spalle migliaia di ore di volo. Ha tentato insomma un disperato atterraggio di emergenza, direi anche altruistico, perché ha sfiorato di poche centinaia di metri il centro abitato, insomma, quindi anche atterrato in piena campagna, quindi credo sia giusto anche sottolineare il fatto della bravura e comunque dell'impegno del pilota. Credo vada riconosciuto anche questo merito alla persona defunta e naturalmente rivolgiamo a tutti i cari del defunto le nostre condoglianze e auguriamo naturalmente alla persona, alla signora coinvolta e ferita, una pronta guarigione. Quello di domenica è il terzo incidente di volo in quella che ormai viene definita da molti un'area maledetta. Non è la prima volta nel nostro territorio, ma per il fatto insomma, che da tantissimi anni ospitiamo un campo volo insomma, nel nostro territorio, ecco, quindi purtroppo succedono anche questi fatti, sono centinaia insomma, comunque poi gli aerei, i voli che partono in tutti i weekend dal campo volo, quindi mi sento anche di sottolineare il fatto, ho letto magari che qualcuno dice la zona è maledetta, diciamo che a livello statistico fortunatamente sono sporadici questi casi, ecco, rispetto alla mole insomma, di attività che ha il campo volo e che vede appassionati un po' insomma, da tutto il Veneto e anche da altre regioni. Non si esclude il guasto tecnico, ma al vaglio anche l'ipotesi che il velivolo fosse rimasto senza carburante. Sembra infatti che nella giornata di ieri avesse volato a lungo, ma saranno solo i periti a stabilire cosa sia accaduto realmente. Dunque si attenderà l'esito appunto delle perizie. Siamo ora in grado di collegarci da Saonara con Valentina Visentin, deturbata la panchina rossa di Giulia Cecchettin, ve lo anticipavamo poco fa, ci racconta tutto lei in diretta. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno. Gli atti di vandalici nei confronti della panchina rossa dedicata a Giulia Cecchettin e a tutte le donne vittime di violenza sarebbero avvenuti la notte tra sabato e domenica qui Saonara. Tra le altre cose siamo nel paese dove sono stati celebrati, è stata celebrata anche il funerale, quello più in forma privata di Giulia Cecchettin. Qui a Saonara nel cimitero è sepolta Giulia vicino alla sua mamma Monica, e quindi spiace ancora di più che questo vandalismo sia avvenuto in un luogo che è caro e molto significativo per la famiglia Cecchettin. Un atto vandalico vile che ha preso di mira la panchina rossa in quest'area attrezzata dove ci troviamo, è stata scardinata completamente dal posto in cui era stata fissata e poi anche un po' imbrattata con dei frutti che sono stati utilizzati e schiacciati sulla panchina. È stata l'unica panchina presa di mira in questa area, altri atti di vandalismo si sono verificati poco lontano da qui, ma è veramente una cosa vigliacca questo gesto messo tra le altre cose in atto da, sembra, vandali veramente molto giovani, perché ci sarebbero anche delle immagini delle telecamere di sorveglianza che riprendono 6-7 ragazzini molto piccoli, potrebbero essere addirittura minorenni, che si sono fermati in quest'area e che hanno appunto preso di mira la panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza contro le donne. L'appello del sindaco di Saonara, insomma, ai vandali di farsi avanti e di confessare quanto hanno fatto, perché comunque le immagini delle telecamere li riprendono e sono attualmente al vaglio della polizia locale di Saonara. Un atto vandalico, tra le altre cose, che avviene in queste giornate in cui vi stiamo raccontando dell'ennesimo femminicidio avvenuto qui in provincia di Padova, con la svolta nella morte di Nicoletta Rotaru, la 39enne moldava di Abano, che è stata uccisa dal marito, che ora è in carcere ma che ne aveva simulato il suicidio. Pensate, la svolta nelle indagini è stata fatta grazie alla tenacia di due avvocatesse che hanno inoltrato e sottoposto alla procura tutti i messaggi audio che Nicoletta mandava alla madre quando litigava con il marito, e anche poi loro hanno trovato quell'audio fatale di quella notte che ha ripreso e che tutti gli attimi dell'omicidio di Nicoletta, ma ricostruiamo quanto è accaduto nel nostro servizio e restituisco la linea allo studio.
La svolta, o meglio la spinta decisiva alle indagini sulla morte di Nicoletta Rotaru è arrivata dai legali della famiglia della 39enne morta il 2 agosto 2023. Le avvocate Roberta Cerchiaro e Tatiana Via avevano ricevuto dalla madre di Nicoletta tutti gli audio dei litigi con il marito violento Eric Zorzi che la 39enne le inoltrava, e così hanno più volte sollecitato la procura portando come prove i messaggi. Alla fine sono riuscite a far ascoltare anche gli audio salvati nel cloud e registrati dal cellulare di Nicoletta che i carabinieri avevano sequestrato all'alba del 2 agosto, quando erano intervenuti per quello che sembrava essere un suicidio, ma che invece a tutti gli effetti è risultato poi essere un omicidio. È il marzo di quest'anno. Fino a questo punto la procura aveva indagato per istigazione al suicidio, ma con l'acquisizione dell'audio in cui si sentono i rumori e la supplica di Nicoletta prima di morire, l'indagine diventa per omicidio aggravato ed Eric Zorzi, che fino a quel momento è rimasto libero, viene arrestato. In carcere l'uomo ammette che in passato una sua ex lo aveva denunciato per molestie. Inoltre i carabinieri dal 2021 al 2023 erano intervenuti per le liti violente in cui insultava Nicoletta. La donna nel 2007 aveva anche tentato una fuga in Spagna. Poi c'è la confidenza fatta ad un'amica poco prima di morire di voler far testamento per evitare che le figlie restassero con il padre in caso le fosse successo qualcosa. L'ombra pesante di botte anche sulle minori che la notte dell'omicidio della madre stavano dormendo nella stanza accanto. Ora l'attesa per il 17 settembre, quando è prevista l'udienza preliminare per Eric Zorzi, accusato di omicidio volontario aggravato. Insomma, ce lo diceva Valentina Visentini in questo servizio, noi ci spostiamo sul Corriere del Veneto, il femminicidio di Nicoletta Rotaru, più di 1000 audio con violenze e insulti ha registrato Eric per anni. Le sconcertanti scoperte dell'inchiesta, il datore di lavoro di lei si presentava qui con ferite e tagli. E rispetto a questa vicenda la politica interviene su questo ennesimo femminicidio in Veneto e sul ritardo della divulgazione della notizia. Anche la politica si interroga dopo il femminicidio di Nicoletta Rotaru. In questi anni sono state attivate molte procedure per permettere a donne in difficoltà di lasciare gli uomini violenti. È evidente però che bisogna fare di più. La politica deve far sapere maggiormente che ci sono queste reti di protezione per le donne in difficoltà. Ci sono dei numeri, diciamo, che si possono chiamare. La Regione Veneto ha degli sportelli appositi dedicati non solo per ascoltare queste persone in difficoltà, ma anche per poterli eventualmente ospitare in delle case che sono protette, e questo è bene che le persone e le donne lo sappiano chiaramente. Però dobbiamo anche alzare ancora maggiormente il livello e indignarci ancora di più per quello che è successo. Anche in questo caso, come in altri, si è intervenuti troppo tardi. Era un femminicidio già annunciato, già molte volte era stato denunciato agli organi competenti, insomma, le violenze che venivano fatte su questa povera donna. E poi non dobbiamo dimenticare anche quelli che sono i punti oscuri della vicenda, che era già ben da subito evidente come una vicenda di omicidio, mentre quest'uomo è stato lasciato libero per molti mesi e libero e assieme anche alle figlie con cui la moglie aveva evidentemente delle paure nei riguardi anche delle figlie, di come venivano trattate da parte di questa persona. Notizie come la tragica morte di Nicoletta Rotaru devono essere diffuse per evitare il più possibile che si ripetano. Gli organi di stampa, l'unica arma che abbiamo in possesso è quella, è una pena diciamo aggiuntiva, è quella di portare a conoscenza questi fatti efferati che riguardano tutti noi, la nostra società, e che noi continuiamo a dire non devono più ripetersi, però quanti sono stati i femminicidi a Padova, in provincia di Padova e nel Veneto negli ultimi anni? È una questione sociale importante, fondamentale, che riguarda e ci tocca tutti molto da vicino, perché probabilmente in questi momenti, finché parliamo, ci sono delle altre donne che sono in seria difficoltà e si trovano, diciamo, e magari non trovano gli strumenti per chiedere aiuto. E con questo noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci tornati in diretta, prima edizione in questo martedì 27 agosto e dunque noi continuiamo con la cronaca. Nel Vicentino uno straniero accoltellato durante una rissa notturna in corso San Felice, un episodio che accentua l'allarme sociale per la sicurezza nella zona. Fratelli d'Italia chiede al Comune strumenti più efficaci contro il degrado.
Ancora un fatto di sangue, ancora la zona di Corso San Felice, ancora una volta uno straniero coinvolto in una violenta rissa e a rimanere ferito, tanto da dover ricorrere alle cure dell'ospedale. È accaduto verso le 3 di stanotte. Su richiesta dei sanitari del SUEM sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno trovato un uomo con una profonda ferita ad una gamba, molto probabilmente inferta da un'arma bianca. Lo straniero, particolarmente riottoso alla vista dei poliziotti, ha reagito contro di loro in modo aggressivo, talmente violento da indurre il capo pattuglia ad usare il taser per riportarlo alla quiete. Solo così è stato possibile immobilizzarlo e affidarlo al personale dell'ambulanza che lo ha accompagnato al pronto soccorso in condizioni fortunatamente non gravi. Lo straniero è stato poi identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Una storia purtroppo simile a tante altre che si stanno ripetendo troppo spesso e che sottolinea alcune criticità messe in evidenza da cittadini, commercianti, sindacati e forze politiche d'opposizione in Consiglio comunale. Il taser è essenziale per le forze dell'ordine, impegnate per garantire la sicurezza in situazioni estreme, anche per la polizia locale, dunque, che ne è ancora sprovvista. I commercianti della zona hanno appena chiesto al questore più pattuglie nelle ore serali che vigilano soprattutto nei locali che attirano lo spaccio di droga. Ora anche il comune può e deve fare di più, sottolinea Fratelli d'Italia, ad esempio sospendendo la licenza ai locali inadempienti o favorendo l'utilizzo di aree abbandonate o poco sfruttate con lo scopo di sottrarle al degrado sociale e alla microcriminalità, a partire dal Parc Cattaneo, luogo dove è avvenuta la rissa e l'ultimo accoltellamento. Ennesimo fatto di sangue in zona San Felice. Proprio la scorsa settimana abbiamo evidenziato tali problematiche in questura. Abbiamo, tra le varie proposte, inviato una PEC all'assessore Spiller, invitandolo ad aprire Parc Cattaneo ai residenti. Visto il recente ampliamento e visto spesso i posti auto liberi, perché oltre al controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, una zona frequentata dai residenti è di conseguenza una zona più sicura. Noi siamo ora in grado di collegarci da Venezia con la nostra Ilaria Marchiori perché la città si prepara alla regata storica. Con lei Giovanni Giusto per parlare appunto di questa tradizione. Ilaria, buongiorno. Buongiorno anche a te Edi, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete siamo qui a Venezia, ancora tantissimi turisti, ma la città si sta preparando oltre che per l'avvio della mostra del cinema che ha già chiamato in città tantissimi VIP, anche per un'importantissima giornata, quella della regata storica. Ma io non voglio anticipare nulla perché appunto, come hai anticipato tu, insieme a noi qui c'è Giovanni Giusto, il delegato del sindaco alle tradizioni del comune di Venezia. Benvenuto Giusto, grazie per essere qui perché lo sappiamo che anche lei è pieno di impegni soprattutto in queste giornate. Allora, conto alla rovescia, 1° settembre, regata storica, c'è stata qualche polemica ma noi non ne parliamo, ora si è tutto risolto, pensiamo invece a quella che sarà questa bellissima giornata per Venezia, per la città e ovviamente per tutti i regatanti. Sì, è un periodo indubbiamente caldo, quello che si avvicina, anzi di inizio settembre, ormai ne siamo abituati e quindi riusciamo anche a gestirlo e a portare a buon esito i vari eventi che si susseguono, si sormontano a dire la verità. La regata storica è un momento molto importante per la città, per quella che è la storia che continua di una grande città come quella di Venezia e dove noi siamo legati attraverso la Vogala veneziana che è la Vogala veneta, siamo legati proprio per sentirci ancora possessori di quella motivazione che ci spinge all'orgoglio dell'essere veneziani. La regata storica è praticamente la grande aggregazione popolare che ci vede aggregarci addirittura in acqua, no? Quindi un luogo distante tra virgolette, va bene, ma comunque quasi personale, privato, l'acqua ancora va bene, ci identifica ma anche ci concede va bene questo riconoscimento lungo le rive del Canal Grande, dove come ogni anno abbiamo l'aspetto sia rievocativo, quello dell'attualità, o meglio il corteo storico dedicato da sempre al ricevimento del Doge e alla Regina Cornaro, e subito dopo invece, quindi un salto all'oggi, il corteo cosiddetto sportivo che dimostra che praticamente quella storia che abbiamo anticipato sta ancora continuando e siamo negli abiti del 2024 con le stesse barche però magari, no? Ecco. E subito dopo tutti gli eventi agonistici che riguardano quest'anno praticamente tutto il mondo della società veneziana.
perché abbiamo anche quest'anno l'onore e comunque anche l'orgoglio di aver inserito quello che era un tassello mancante, anche se nel 2019 avevo già cercato di imporlo, va bene, con poco esito. Adesso l'abbiamo forzato facendo una stagione intera e dedicando quindi anche una categoria alle giovanissime, cioè l'età che va dai 14 ai 18 anni, che era praticamente prima inesistente, e quindi c'era questo vuoto che non permetteva il collegamento nella continuità tra il mondo delle VIP, ecco, dei personaggi importanti della Voga, delle campionesse. Quest'anno quindi prima volta della regata delle giovanissime. Ecco, infatti questo è importantissimo. Prima di restituire la linea ricordiamo però che giovedì 29 settembre sarà, diciamo, una giornata importante per aprire poi la regata storica. Perché? Sì, perché c'è la cosiddetta benedizione dei gondolini. In realtà è un evento proprio dedicato alla presentazione di tutti quelli che saranno gli eroi, tra virgolette, no? Sono interpreti principali comunque della regata storica, quella agonistica, che sfileranno da Rialto nelle imbarcazioni da regata, tutti gli equipaggi, fino alla Madonna della Salute, dove tradizionalmente esce, va bene, c'è un attimo così, e dove il padre della Basilica della Salute appunto benedice i regatanti tutti in assoluto, e vengono consegnate le fasce colorate e già alcuni premi di riconoscimento, questi ai giovanissimi e alle giovanissime. Una cosa che ci tenevo a dire è che negli ultimi anni abbiamo praticamente in mano quei risultati che magari qualche decennio fa potevano essere sicuramente insperati, no? O meglio, quello della continuità attraverso le presenze dei giovani. I giovani erano quelli che difficilmente si riusciva ad avvicinare a questo mondo, sembrava legato agli anziani della venezianità. In realtà oggi pensate che i concorrenti, quindi quelli che proprio dedicano la vita a livello agonistico a questo mondo, hanno un'età media dei 32 anni, e la voga alla veneziana è longeva, abbiamo vogatori che superano abbondantemente anche i 65 anni, no? Ecco, quindi avere un'età media di 32 anni sia nel settore maschile che femminile è un'apoteosi sicuramente, senza pensare poi la conferma annuale, ogni anno eccetera, delle categorie più giovani, che sono quelle che vanno praticamente a fornire nella continuità i campioni del domani. Concludo dicendo che 22 anni fa, quando ho imposto proprio le categorie delle schie e delle mazzaree, no? Dichiarando quello che era l'idea di portare comunque una garanzia, no? Nel continuo, nel proseguo di questo mondo, va bene? Oggi è confermato, perché chi bambino vogava 20 anni fa oggi è protagonista e leader, per esempio nei gondolini, della regata dei gondolini. Quindi abbiamo chiuso il cerchio, raggiunto il risultato, una conferma. I gufi continuano a dire che sta morendo tutto, ma i fatti ci dimostrano invece che i giovani sono dalla nostra parte. Orgogliosamente domenica nella regata storica rappresenteranno Venezia, ma anche la continuità veneziana. Ed è proprio grazie alla presenza dei giovani infatti che si potrà continuare, la città potrà proseguire nella sua secolare tradizione. Grazie a Giovanni Giusto, qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Grazie a voi, grazie Ilaria, e a Simone Merlo che ha curato anche la parte tecnica di questo collegamento, nonché al tuo ospite di cui si sente tutto l'entusiasmo. Insomma, Venezia è pronta per questa regata storica. Ma noi cambiamo argomento, ci spostiamo nel Bassanese, perché è stata un'estate, lo avrete visto e sentito anche voi, molto calda, molto affosa, ma anche segnata da numerose perturbazioni che hanno, violente perturbazioni che hanno devastato il territorio, soprattutto nel Marosticano, con numerose frane. Ma ci racconta tutto e ci dice anche quali sono i danni e gli effetti che tutto questo ha avuto sul territorio il nostro Mirko Cavallin. Mirko, buongiorno. Buongiorno Eddie, bentrovati ai telespettatori di Antenna 3, siamo a Colceresa, con me c'è il sindaco Enrico Costa. Prima di parlare dei danni del maltempo parliamo del punto in cui ci troviamo con Alessandro Costacuta, che vi mostra di che opera si tratta, sindaco. Sì, una pista ciclabile che di fatto collega le due località di Mason e Villaraspa, 1,2 km di pista ciclabile
costruita dal consorzio SIS all'interno dei lavori della SPV proprio come opera compensativa. Questo si innesca in una serie di investimenti grandi e piccoli che stiamo facendo proprio per unire le varie località del nostro territorio. Ovviamente il nostro territorio è ampio, comprende anche le località di Molvena, Mure e Villa, oltre che Masonville e Raspa, però stiamo lavorando a step per collegare i vari centri, anche per dare insomma continuità ai servizi, di accessibilità ai servizi al territorio. Ecco, le cicliste come vedete già ci sono, utilizzano questa opera. La signora è appena passata sul ponte, anche questo costruito sul letto del torrente Laverda, un torrente che adesso è in secca come normalmente accade d'estate, ma come invece normalmente non è quando piove tanto. Assolutamente, è un torrente un po' il classico delle nostre zone, quindi nel momento dell'acquazzone questo torrente di fatto raccoglie tutte le acque provenienti dalla zona dell'altopiano, comunque dalla zona di Lusiana che abbiamo qui alle nostre spalle, e poi le porta a valle. Questo è un torrente particolare, un torrente pensile tra l'altro, quindi scorre sopra il piano della campagna, ha bisogno di continue manutenzioni. Il Genio Civile, che ha la competenza su questo alveo, ha fatto dei lavori anche nel passato, anche recentemente, però serve sempre in qualche maniera fare questi piccoli e grandi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Di recente eravamo stati qui per l'inaugurazione del bacino di laminazione che sta tra il comune di Colceresa e Breganze, è un'altra opera importante proprio a ridosso della pedemontana che lei ha citato. Nella zona collinare invece noi vediamo l'altopiano, si intravede San Luca, Crosara, zone che abbiamo raccontato in queste settimane, che sono del comune di Marostica. In generale che quadro ci può fare adesso ormai a fine agosto? Sì, allora ovviamente l'attenzione va data a settembre-ottobre, quando magari ricomincerà la stagione, insomma quella più problematica a livello di precipitazioni. Il nostro territorio è un territorio bellissimo, come lo vedete, ma è molto fragile. La conformazione stessa anche del terreno dà questi problemi. Serve fare una continua manutenzione. Anche recentemente abbiamo fatto dei lavori in località Mure per la sistemazione di alcune frane. Pensate che anche solo una sistemazione di una frana per il comune è costata circa sugli 85.000 euro. Sono cifre importanti per un piccolo comune, però anche lì abbiamo preso questa decisione, magari una frana all'anno, un intervento all'anno, continuare a programmare questi lavori in collina e in pianura per cercare di mitigare il pericolo del dissesto idrogeologico. È importante però programmare anche in sinergia con tutti gli enti diversi che hanno competenze spesso anche sovrapposte. Assolutamente sì, sto pensando anche ai lavori più impattanti a livello economico. Noi abbiamo un progetto che è sul cassetto da tanti anni insieme al consorzio di bonifica, che è quello del collettore di Gronda, che di fatto convoglierebbe tutte le acque dei torrenti minori tra Colceresa, Pianezza e Marostica, Schiavon eccetera verso il Brenta in caso di piena di questi torrenti. Sto parlando anche dell'Onghella, di altri torrenti. Lì serve un lavoro di territorio, di sinergia, e serve ovviamente un'attenzione particolare da parte degli enti sovracomunali. Il consorzio di bonifica c'è, sta progettando l'opera, però i soldi devono arrivare dagli enti che stanno sopra di noi. Poi è chiaro che il comune si impegna a fare quelle piccole opere, la sistemazione del ponte, l'allargamento dell'alveo, la pulizia insieme al consorzio di bonifica, però servono anche le grandi opere. E servono anche i grandi finanziamenti. Certo. Allora, con questo, insieme al sindaco Enrico Costa, Alessandro Costacuta la parte tecnica, da Colceresa è tutto, a te la linea. Grazie mille Mirko, e al tuo ospite e ovviamente al nostro collega Costacurta che ha curato la parte tecnica di questo collegamento. Ma noi rimaniamo nel Vicentino invece per raccontarvi la storia di un imprenditore, Mirko Gasparotto, che ha fatto assumere in azienda un ex ristoratore diventato poi clochard. Per noi lo ha sentito Daniele Garbin insieme a Francesca Pezzo. Una buona notizia che arriva dal territorio di Thiene, precisamente siamo a Zanè, è una storia a lieto fine che era già arrivata agli onori delle cronache. Parliamo di un ex imprenditore che faceva il ristoratore, finito per strada per motivi proprio fallimento dell'azienda, era stato truffato dal socio, insomma aveva così finito la sua attività in questo modo. La notizia è che questa persona è balzata agli onori della cronaca di Milano e qualcuno ha voluto aiutarlo
indicandogli un'alternativa, un modo per uscire da una situazione, ed è un altro imprenditore, il presidente di Arowell d'Italia, siamo a Zanè appunto, Mirko Gasperotti. Piacere mio. Ecco, proprio lui ha voluto fare questa azione, ovviamente poi ci spiegherà anche i motivi, che non è poi fine a se stessa, ma soprattutto parliamo di Andrea, poi restiamo su questo nome, di questa persona, ecco, a grandi linee cosa ha fatto in questo caso? Beh, ho letto sul Corriere della Sera edizione di Milano, il 27 di luglio esattamente, quando ho chiesto al capo dei City Angel, che seguono tutti i clochard che ci sono su Milano, se riuscivamo a rintracciarlo, visto che è un collega, l'ho rintracciato, mi ha dato il numero, l'ho chiamato, subito lo abbiamo messo in sicurezza, l'abbiamo fatto dormire su un ostello e subito abbiamo dato nel circuito degli imprenditori che fanno parte di Osa Community, che sono circa 7.000, l'esigenza di avere un posto di lavoro in una certa zona e su una certa funzione, e il venerdì successivo la fortuna ci ha assistito e ha avuto un contratto di lavoro. Insomma, ecco, noi abbiamo un apposito fondo all'interno di Osa Community che aiuta gli imprenditori in difficoltà, e in questo caso siamo stati anche molto rapidi. Ecco, proprio questo è il secondo aspetto importante, non è stato un fenomeno, un episodio fino a se stesso, ma l'imprenditore è proprio il fondatore di questa associazione di altri imprenditori che ha come motivazione l'intenzione di aiutare chi, lei usa un termine, vero? Chi cade? Sì, cade da cavallo, perché quando cadono da cavallo gli altri non si sente il male, ma posso garantire che quando uno cade da cavallo è abbandonato da tutti, e come imprenditori trovo doveroso dare il nostro piccolo contributo, perché è un piccolo contributo ma ha cambiato la vita di questa persona. Ecco, lei è proprio anche esponente di un modo di intendere la crescita economica, ecco, non solamente il business fine a se stesso, ma deve essere condivisa. Questo concetto qual è? È il concetto che bisogna aiutare gli altri, bisogna aiutare il territorio, bisogna aiutare i collaboratori, e in questo caso i colleghi imprenditori, che in questo momento sono sicuro che Andrea supererà questo ostacolo, si rimetterà in carreggiata e poi riprende in mano la sua vita, è una vita restituita alla normalità. Ecco, lei è anche, come dire, parte di questa attività, insomma avete radunato quanti siete e comunque che attività, cosa vi proponete? Siamo in 7.000 in tutta Italia, sono 8 anni che c'è Osa Community, abbiamo 14 sedi fisiche e 3 sedi online, c'è una sede a Vicenza, ci riuniamo ogni mese, ci sono circa 200-250 imprenditori e cerchiamo di far aumentare la cultura imprenditoriale degli imprenditori, soprattutto le piccole e medie imprese. Il nostro obiettivo è quello di cambiare la direzione di almeno 50.000 imprenditori in Italia, ma credo che siamo sulla buona strada. Ecco, cosa l'ha mossa questa scelta? Insomma, non è da tutti, insomma, però ci sono posti dove effettivamente c'è una cultura della condivisione, parlava degli Stati Uniti per esempio. Stati Uniti give back è molto, molto sentito, ma io personalmente sono mosso dal fatto che sono stata una persona fortunata, ho avuto tante cose dalla vita e penso che ritornare un po' di queste cose, un po' di questa fortuna, magari a persone che non sono fortunate, sia il minimo del minimo che si possa fare, perché tante volte pensiamo che lo Stato deve far tutto, che le persone sono sempre gli altri che devono aiutare. Se ognuno di noi ci muovesse con questi piccoli passi, esisterebbe molta meno povertà, esisterebbe molte meno situazioni difficili. Allora, intanto la ringraziamo per averla conosciuta. Grazie a voi e grazie a tutti i vostri telespettatori. Una buona notizia quindi in quel del Vicentino, ma noi continuiamo con la cronaca proprio dal territorio. Alla guida senza patente, senza assicurazione, senza fissa dimora, bloccato e sanzionato dalla polizia locale. Lo avevano notato alla guida di un'auto già più volte segnalata dai dispositivi automatici di rilevazione targhe come non coperto da polizza assicurativa e privo di revisione. La pattuglia della Polizia Locale Nord-Est Vicentino gli ha così intimato l'ALT a Tiene in piazza Giotto. Gli agenti hanno riconosciuto il conducente, un 67enne da fuori provincia, ma di fatto senza fissa dimora, e hanno verificato che l'uomo circolava anche senza essere in possesso della patente di guida perché ritiratagli nell'anno 2023. È stato così sanzionato per le diverse violazioni, sanzioni che hanno previsto anche la revoca della patente di guida e l'alienazione del veicolo.
Ma nell'ambito dei controlli del fine settimana, le pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Nord-Est Vicentino di Thiene hanno proceduto con la contestazione di altre 6 violazioni per la circolazione con veicolo non coperto da assicurazione, con il conseguente sequestro amministrativo del mezzo, e di una violazione per guida in stato di ebbrezza alcolica. Ed è caccia nel porto Gruarese, l'uomo che prende a schiaffi gli automobilisti, sorpassa le auto in chioda, si ferma e parte con gli schiaffi. 3 episodi simili sono accaduti in 3 comuni diversi, ma sempre lungo la provinciale 42 Triestina Bassa. In un caso l'uomo avrebbe anche portato via una somma di denaro come presunto risarcimento. Gli episodi sono accaduti nella zona di Torresella, nel comune di Portogruaro, a Marango, in territorio di Concordia Sagittaria, e poco prima della zona degli Stalloni, sulla curva che ricade in comune di San Stino di Livenza. Si cerca una persona dalla pelle olivastra che guida al volante una station wagon di colore scuro. Le persone che si sentono truffate, sono state schiaffeggiate e rapinate, sono invitate a presentare denuncia. Si indaga per rapina e lesioni. E i carabinieri di Feltre hanno rinvenuto ieri mattina la statua della Madonna di Colmenador, scomparsa da qualche giorno dal comune di La Valle Algordina, dove era stata collocata. La segnalazione di un manufatto simile a quello scomparso è stata segnalata da un cittadino al 112 mentre passeggiava nei pressi del cimitero di Nemeggio. All'arrivo della pattuglia, i militari hanno riconosciuto il manufatto, di cui nei giorni scorsi avevano parlato gli organi di informazione, procedendo a verifiche comparative, prelevata e posta sotto sequestro per consentire lo sviluppo di ulteriori accertamenti. La statua sarà nel frattempo custodita dai carabinieri presso la compagnia di Feltre. La statua è intatta e non presenterebbe segni di danneggiamento. E parliamo ancora di atti vandalici. Questa volta hanno colpito la biblioteca comunale di Romano Dezzelino. Era lì da un paio d'anni, da quando la biblioteca è stata trasferita dalla vecchia sede di Villa Ferrari ai locali adiacenti la scuola media Montegrappa. La targa identificativa con tanto di stemma comunale è stata rubata nei giorni scorsi, più probabilmente nelle notti scorse, con intervento tanto semplice quanto accurato. Sul muro sono rimasti infatti solo i fori con i fisher, senza altri segni di danneggiamento. All'autore o agli autori del gesto è bastato svitare le 4 viti. Resta da capire il perché. Il motivo per cui possa essere stato fatto questo gesto veramente non ha una risposta. Abbiamo tentato di darcele, possono essere molteplici, da un atto vandalico, di una bravata, che insomma ormai vogliamo dire che siamo anche stanchi di queste cose, e quindi chiediamo anche aiuto a chi potrebbe aver visto quello che è successo, perché non siamo più disposti a tollerare questo tipo appunto di atti vandalici. Ed è lo scorso novembre l'altro atto vandalico commesso a pochi metri di distanza, quando alcuni adolescenti avevano rovesciato nottetempo i bidoni della raccolta rifiuti. Abbiamo con loro fatto, e con le loro famiglie, una discussione, una riflessione che speriamo possa essere di lezione non solo per loro, speravamo, ma anche per altri, ma ahimè sembra non sia così. In zona non ci sono telecamere, probabilmente solo chi si è portato via la targa potrà risolvere il caso. L'invito è che chi ha fatto questo gesto ignobile possa scavare dentro se stesso. Sicuramente nel più profondo troverà una parte di pentimento per poter invitarlo a lasciare nel box qui vicino dedicato alla raccolta, al reso dei libri presi in prestito dalla biblioteca, anche di questa targa. Ci impegneremo noi a farla ritornare al proprio posto. Ecco, vandali in azione anche da Pederobba a Castelfranco, quindi nel Trevigiano, ma le telecamere incastrano i responsabili, sanzionati con maxi multe. Isole ecologiche comunali di Pederobba ancora una volta prese di mira dagli ecovandali, uno in particolare individuato dalla vigilanza ambientale del Consiglio di Bacino Priula. Grazie all'utilizzo di impianti di videosorveglianza mobile e alla collaborazione con Polizia Locale e Comune è stato infatti stanato nuovamente il responsabile degli abbandoni nei pressi della struttura di Via delle Cente, già bersaglio di episodi di questo tipo scoperti e sanzionati a marzo e a giugno. Le telecamere mobili hanno permesso di evidenziare che a compiere gli illeciti era sempre la stessa persona. In più occasioni lo si vedeva infatti raggiungere con il proprio veicolo l'isola comunale e disfarsi di vari rifiuti abbandonandoli all'esterno della struttura. Le ricerche si sono dunque concentrate sul veicolo che compariva nelle riprese e che è risultato essere soggetto a fermo amministrativo. In questo modo è stato possibile risalire al responsabile degli abbandoni. I rifiuti provenivano
provenivano da una famiglia del comune di Vidor. La vigilanza ambientale ha già provveduto a comminare una sanzione e le forze di polizia locale stanno tuttavia valutando ulteriori interventi, considerato che il comportamento illecito è recidivo e che il soggetto si spostava con un mezzo che non poteva essere utilizzato. Ma non è finita. Ecovandali scatenati anche a Castelfranco, con numerosi episodi in questi giorni e tutti in centro. Una catasta di rifiuti apparsa in piazzetta Fusinato, un divano letto e un tavolino nel bel mezzo del parcheggio della stazione ferroviaria e poi immondizie lasciate in Borgo Vicenza e nel parcheggio dell'Ipsia, dove numerosi cittadini hanno approfittato dell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti post-alluvione per lasciare i rifiuti delle proprie utenze. Il caso più eclatante è quello di uno svuotacantine che, dietro compenso, aveva liberato interamente un appartamento di un cittadino cinese in zona Bella Venezia dopo l'esondazione. Per ogni atto è stato individuato il responsabile e sono scattate pesanti sanzioni. Parleremo tra poco di mostra del cinema, ma anche di come viaggiare da sole, e parlo al femminile, nel mondo in modo sicuro, con 3 ragazze sotto i 30 anni che hanno messo in piedi un progetto per aiutare le giovani donne a sentirsi sicure nel viaggiare da sole. Tutto questo subito dopo la pubblicità. Rieccoci tornati in studio, prima edizione in questo martedì 27 agosto, insieme ancora fino alle 13:30. Ve lo anticipavo prima della pubblicità, sono in compagnia di Nicole Pizzolato, archeologa e fondatrice di Libere di Viaggiare, Martina Dal Pozzo, imprenditrice di un'azienda agricola e fondatrice anche lei di Libere di Viaggiare, come lo è Lara Bertod, collegata via Skype, ingegnera edile, appunto insieme a Nicole e Martina, fondatrice di Libere di Viaggiare. Libere di Viaggiare è un'iniziativa che è una community, giusto se non sbaglio, che raccoglie testimonianze, reportage, articoli e chi più ne ha più ne metta, per cercare di far sentire il mondo un posto più sicuro a chi da donna vuole e sente di voler viaggiare da sola. Tutte avete un'età molto giovane, non arrivate... Tutte under 30. Tutte under 30 e mi ci metto anch'io a questo punto. Che progetto è? Come è nato? Come vi siete conosciute? Inizio con te, Nicole. Sì, allora il progetto Libere di Viaggiare, come anticipavi, si tratta per ora di una grande community di viaggiatrici e di donne che vorrebbero comunque partire per il viaggio. Noi nasciamo in realtà a novembre del 2023, siamo un gruppo di 3 amiche, tutte e 3 dell'Altopiano di Asiago, e abbiamo da più di 15 anni questa passione per il viaggio. Abbiamo iniziato viaggiando da sole, poi le nostre strade si sono appunto intrecciate e abbiamo iniziato a viaggiare in gruppo. E il progetto Libere di Viaggiare nasce appunto durante una di queste esperienze in Turchia, e il momento storico era particolarmente delicato per la sicurezza delle donne e per le tematiche femministe. E abbiamo deciso di dare il nostro contributo, nello specifico parlando di viaggio, di stereotipi e di quelle che ancora sono le difficoltà che una donna può incontrare prima di partire, durante il viaggio e anche nell'organizzazione, quindi sia toccando gli aspetti sia più personali e più psicologici, sia le strategie, diciamo, più pratiche. Come è nato tutto questo? Quindi... Allora, noi abbiamo sempre avuto la passione per i viaggi, sia singolarmente che in gruppo. Come ha detto Nicole, ci siamo trovate benissimo a viaggiare insieme e da lì non abbiamo più smesso. Durante i nostri viaggi ricevevamo un sacco di commenti riguardanti ragazze giovani che volevano viaggiare ma non trovavano il coraggio di viaggiare da sole, senza una figura maschile, o comunque non riuscivano a comprendere come potevamo fare. Noi 3 viaggiando da sole, sempre con mezzi on the road, quindi sì, viaggi magari in posti non in Europa, troppo diciamo, turistici, ecco. esatto, sì, fuori dall'Europa, e comunque tutte e 3 abbiamo sempre studiato, quindi budget molto limitato. E quindi da lì abbiamo pensato che forse non era una cosa così comune quello che stavamo facendo, e abbiamo appunto realizzato quest'idea di provare a raccontare quello che facciamo per dare coraggio anche a giovani donne di partire senza una figura maschile o da sole,
Appunto per scoprire il mondo che ci circonda, insomma. Intanto chiedo alla regia se può aiutarmi nel far vedere il sito, perché immagino sia nato tutto un po' anche dagli scambi social, condividevate tutto via social. Chiedo a Lara, così la vediamo anche lei in onda. Ciao a tutti, intanto sono molto felice di vedere le mie colleghe, anche se sono in Australia, in diretta dall'Australia. No, sto scherzando, perché a settembre partirò per l'Australia, quindi dovremo un attimo abituarci a questa modalità, però so che le ragazze verranno a trovarmi in Cina. Ci siamo già messe d'accordo per il prossimo viaggio. Comunque sì, in poche parole nasce tutto appunto tramite i social, con la nostra voglia di dare anche noi nel nostro piccolo il nostro contributo a tutte queste donne che ci hanno scritto, e quindi sì, al momento il canale principale è quello, poi appunto scriviamo articoli di fotogiornalismo, collaboriamo con alcune riviste, con alcune associazioni femministe. E quindi sì, stiamo facendo dei piccoli passetti come questo di venire da voi, e siamo veramente molto, molto felici di questo. Che consigli, stiamo dando un'occhiata al vostro sito, ovviamente vi troveremo sui social, che consigli vi sentite di dare? Qua vediamo un viaggio in Kenya. Cosa vi chiedono principalmente le persone, gli eventi che voi organizzate, gli scambi con le altre donne, in che cosa consistono? Qual è la difficoltà maggiore che viene riscontrata? Allora, diciamo che la collaborazione principale che stiamo portando avanti al momento è con un'associazione femminista romana, Donne per Strada, e con loro abbiamo avuto questa idea di proporre appunto, sempre tramite il canale social, delle tips, quindi tutte quelle che sono, come posso dire, facilitazioni, consigli per agevolare le donne al viaggio. Quindi dalle nostre esperienze, sempre premettendo ovviamente in paesi non così generalmente sicuri, noi diamo consigli che vanno dai trasporti all'organizzazione, agli alloggi, o a quelle che possono essere anche strumenti o applicazioni alternative ma già presenti sul mercato per facilitare appunto questi viaggi. Quello che ci sentiamo dire più spesso in realtà riguardano appunto le paure, a volte reali, a volte meno, appunto, quindi legate più a preoccupazioni, quindi anche stereotipizzate, quindi un po' quelli che sono un po' gli stereotipi dettati anche dalla nostra cultura, che non facilitano sicuramente una donna a decidere di partire, quindi affrontare una scelta un po' di indipendenza, di emancipazione, e andare incontro un po' alla scoperta anche in realtà di se stessa. Martina, c'è paura di viaggiare? C'è paura di viaggiare forse per le donne da sole, perché anche noi quando organizziamo un viaggio e lo raccontiamo, diciamo abbiamo prenotato per andare in Kenya, abbiamo prenotato per andare in Giordania, la prima cosa è: ma siete voi da sole? Non trovate qualcun altro, una figura maschile? Come se avere una figura maschile può rassicurarti, non può succederti nulla. E quindi sì, c'è paura di partire per le donne da sole soprattutto, perché gli uomini da solo partono e nessuno chiede a loro: ma parti da solo, sei sicuro, cosa fai? E quindi sì, abbiamo trovato questa esigenza da dover dimostrare insomma che anche una donna da sola può partire, può farcela e può andare tutto tranquillo. C'è ancora un gap culturale che va colmato, e proprio per questo a volte c'è ancora la necessità di offrire anche, diciamo, esperienze un po' esclusive, tra virgolette, quindi per donne, ma perché effettivamente a livello culturale la donna sente questa necessità di questo aiuto, di questa facilitazione. Chiedo a Lara adesso, abbiamo fatto l'esempio del Kenya che vedevamo qui sul vostro sito. Paesi lontani dalla nostra cultura di origine possono spaventare di più proprio per quello che diceva Nicole, ovvero anche nel termine più buono, utilizzato nel modo più buono possibile, un'ignoranza da parte nostra ovviamente di quella che potrebbe essere una cultura che potrebbe appunto spaventare, è così?
Ma è quello che fa paura, secondo me, è proprio l'ignoranza, quindi per colmare l'ignoranza bisogna informarsi, è la chiave di tutto quanto, quindi informazione, ed è quello un po' che facciamo noi con il nostro progetto, condividiamo esperienze di altre ragazze, condividiamo tips, condividiamo reportage della nostra esperienza, e quindi una persona può andare a informarsi e colmare quell'ignoranza, quell'ignoto che si andrà a visitare. E poi ovviamente ci sono tutti altri metodi per sentirsi più sicure nel posto in cui si va a visitare, quindi come per esempio avere dei contatti, come noi in Kenya abbiamo avuto i contatti di una ragazza che ci ha fatto visitare il paese in maniera molto autentica, oppure comunque una buona occasione per visitare un paese e sentirsi più al sicuro, e anche sfruttare le occasioni di volontariato. Sono veramente delle ottime opportunità, secondo me, per visitare il paese in maniera più sicura, in maniera più autentica. E quindi organizzate anche poi degli incontri alla fine dei vostri viaggi? Sì, diciamo che ciò che stiamo portando avanti, oltre a quindi la community, alla divulgazione, sono appunto i fotoreportage o comunque articoli che parlano di viaggio ma anche di turismo, e poi molti eventi, perché crediamo che appunto si debba sensibilizzare, in parte anche forse formare, cioè rimodellare questo deficit un po' socioculturale che deve essere più sensibile a queste tematiche. Le donne sembrano in questo momento, ma forse in realtà un po' tutti senza fare dell'esclusione, apprezzare molto questo lavoro, ci sta dando un sacco di soddisfazione. Cosa ci fanno un'imprenditrice di un'azienda agricola, un'archeologa e un ingegnere edile insieme in questo progetto? Cosa è successo? E questi sono 3 ingredienti segreti che a quanto pare però hanno formato sicuramente un'ottima miscela e stanno funzionando. Noi ci conosciamo dalle scuole superiori, abitando tutte e 3 sull'altopiano di Asiago, ci conoscevamo fin da piccole, e abbiamo scoperto che la cosa che ci accomunava di più era la passione per i viaggi, e quindi si è creato questo gruppo che funziona nei viaggi, soprattutto quando non arriva una, arriva l'altra, e quindi ci siamo sempre trovate a darci una mano e a sostenerci a vicenda. Ecco. Lara, annuivi. Sì, è vero, siamo un trio perfetto, è vero, come dice Martina, dove non arriva una arriva l'altra, cioè ci incastriamo perfettamente. Poi io e Nicole siamo 2 arieti, quindi hai capito, due teste dure, e ci vuole Martina in mezzo che fa da mediatrice, esatto, fa l'ago della bilancia, quindi sì, ci troviamo molto bene, loro sono le mie spalle, non le cambierei mai durante i viaggi. Ricordiamo quanti anni avete? 29. E 28. Ecco, quindi giovanissime. Quello che volevo chiedervi è, rispetto a questa iniziativa, innanzitutto come è stata accolta e come sta crescendo, ma soprattutto come vengono coinvolti gli uomini in questo, se vengono coinvolti. Ok. Allora, come ormai è chiaro un po' da ciò che abbiamo anticipato, è nata veramente con l'intenzione di creare un contenitore sicuro. Poi ovviamente le cose sono cresciute da sé, quindi il fotogiornalismo e il giornalismo, quindi in tematiche di viaggio e turismo, è diventato un altro dei strumenti fondamentali, come gli eventi, e ora ci stiamo concentrando, creando realmente community e una serie di collaboratrici che vanno appunto da giornaliste a tour operator, a comunque anche chi semplicemente poi è molto interessato al viaggio e alla scoperta quindi più culturale. Di scoprire e scavare quello che è ad oggi, quello che possono essere delle proposte, delle alternative valide per migliorare diciamo quello che è il settore turistico, quindi lavorare direttamente su quella che è anche l'occupazione femminile nel settore, per essere realmente rappresentate. Questo vale appunto nel nostro paese, inizialmente quello su cui ci stiamo maggiormente concentrando, e speriamo che ci possa portare realmente a un risultato. Che voi sappiate, esistono progetti simili in Europa o altrove rispetto come il vostro? Ci sono dei progetti che aiutano le donne a viaggiare, e anche tanto volontariato formulato apposta per le giovani donne o donne comunque che vogliono intraprendere questo percorso. E collaboriamo anche con alcuni.
collaboriamo anche con diverse associazioni, ma anche appunto poi con imprenditrici che di recente tra l'altro ci è capitato di andare in Svizzera proprio per presentare una di queste imprenditrici che ha creato un'app di hosting, quindi di ospitalità tra donne viaggiatrici, quindi si può essere ospitata, si può ospitare, questo ovviamente avviene diciamo nei termini dell'ospitalità, quindi in modo gratuito, sempre per creare quel senso di sicurezza e di sorellanza. E questa è appunto una delle alternative che al momento abbiamo tra l'altro appunto poi evidenziato anche nei nostri canali. Ne esistono tante e in Italia abbiamo comunque tanta necessità di fare ancora sensibilizzazione su questo fronte, quindi sono molto importanti, io credo, queste iniziative. E dunque, quello che volevo chiedervi è un po' la vostra ambizione, qual è il vostro sogno prossimo e il viaggio prossimo? Iniziamo da Nicole. La Cina. Ok, Lara. Sì. Lara anticipa con la Cina e effettivamente ormai l'abbiamo largamente pubblicizzata, quindi sì, abbiamo un progetto che ci vedrebbe impegnate attivamente sempre con il fotoreportage, quindi scavando nella cultura in una particolare poi situazione che in questo momento però non anticipo, e ci piacerebbe creare anche del contenuto video, quindi fare realmente luce, creare un contenuto insomma a 360 gradi e portare con noi altre viaggiatrici intenzionate, diciamo, a portare la propria energia, la propria empatia in questa causa. Sì, e dimostrare che viaggiare si può, in sicurezza, logicamente sempre avendo la testa sulle spalle, ma si può uscire dalla propria comfort zone e andare a visitare il mondo che ci circonda. Nicole, il prossimo viaggio? Cina. Sì, è Cina. Sicuro. Sì, andremo insieme. Beh, Lara parte per l'Australia e quindi andiamo a... Io partirò per l'Australia, sì, però le ho già convinte di venire a trovarmi in Cina, perché loro poi tra l'altro sono già stati in Australia quando erano molto più giovani. Ormai siete vecchie, no dai, scherzo, però sì, abbiamo trovato un punto di incontro in Cina, quindi sì, quello sarà il prossimo viaggio, tutte e tre assieme. L'ultima domanda che vi faccio, l'obiettivo vostro è riuscire a vivere di questo? Riuscite già a vivere di questo? Allora, sinceramente non siamo partiti con quest'idea, devo essere molto sincera, e ci stiamo mettendo tantissimo impegno, questo vuol dire appunto tempo, energie e a volte anche sacrificio per quella che in realtà è la nostra vera professione. E non ci siamo ancora posti la necessità assoluta di esserne concrete, però tutti gli indizi stanno portando lì. Lara? Sì, come ha detto Nicole, cioè, intanto la passione prima di tutto, che è quella che ci spinge, e cercare di dar voce a più donne possibili in giro per il mondo, questo è il nostro obiettivo principale. E poi mai dire mai. Martina? Chi lo sa. Martina è anche imprenditrice, quindi... Sì, ecco, io ho una mia azienda, quindi con la mia sorella, quindi... Non è sempre facile, appunto, come diceva Nicole, viene sacrificato molto per portare avanti questo progetto e viviamo di questo, no, attualmente, perché ognuno ha il proprio lavoro, però mai dire mai, e chi lo sa, magari il proprio lavoro fare viaggiando sarebbe bello, insomma, ecco. L'ultimo consiglio, una ad una, che vi sentite di dare a chi ci sta guardando? Beh, allora, specifico per le donne è appunto unirsi alla community e condividere, dare e ricevere, uno scambio continuo. Martina? Sì, e chi vuole viaggiare di informarsi, la parola chiave è sempre informarsi, chiedere a chi è già stato in quel posto e non avere paura. Lara, chiudo con te. Di non ascoltare nessuno e di ascoltare sempre se stessi, e se ve la sentite di partire e scoprire il mondo, che poi non è come ce lo raccontano, è questo il mio consiglio. E dunque libere di viaggiare, grazie a Nicole, Martina e Lara per averci portato a conoscenza di questo bellissimo progetto. Io saluto le ragazze e vi rivedremo insomma sui social per il vostro viaggio in Cina. Aspettiamo di vedere le foto e i vostri reportage. Grazie mille. Come anticipavo
prima della pubblicità. Noi ora parleremo di Mostra del Cinema e con noi collegato al telefono il nostro Lorenzo Maier. Domani l'apertura ufficiale. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Edi e ai nostri telespettatori. Anche il cinema in effetti è un grande viaggio ed è un grande viaggio quello che ci apprestiamo a vivere qui all'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, perché è davvero un programma ricchissimo, una presenza di star, di divi, di attori, di registi come non si vedeva, così numerosa da circa 20 anni, come ha detto ieri, sottolineato giustamente il direttore Alberto Barbera. Una mostra che domani vivrà la sua giornata inaugurale, ma che già da questa sera propone una apertura molto interessante con il restauro del film L'oro di Napoli del grande De Sica. Sarà una preapertura dedicata ai veneziani, ai ridensi, ma Venezia e il Lido sono già la capitale del cinema internazionale, perché poi domani la grande apertura, già da domani mattina le prime proiezioni delle 5 sezioni che compongono il programma ufficiale della Mostra del Cinema, che davvero ha un programma che quest'anno ha aspettative attese molto alte. 5 film italiani in concorso, il ritorno tra gli altri dei grandi divi americani come George Clooney e Brad Pitt domenica, solo per citarne alcuni, e quindi una mostra che davvero si apre in un momento storico molto difficile per tutto il mondo, come ha sottolineato questa mattina anche nella nostra intervista che poi proporremo questa sera, una madrina davvero sorprendente fin da queste prime battute. Sveva Alviti ha fatto un discorso molto significativo riguardo alla sua passione per il cinema e appunto anche il momento che stiamo vivendo, perché l'abbiamo scoperta come una grande appassionata di tennis. Lorenzo, sappiamo che hai intervistato il Pietrangelo Buttafuoco, sentiamo l'intervista. È la sua prima mostra del cinema da Presidente, come si approccia a questo? Io sono emozionato già dal primo giorno in cui ho assunto la responsabilità della Biennale di Venezia, quindi l'emozione diciamo che è la costante delle mie giornate. Bene, volevo chiederle un film, non del programma, ma un film che le sta molto a cuore, che le piace, di quando era bambino, di adesso. Sì, Il barbiere di Siberia di Nikita Mikhalkov, e io sono un po' sentimentalone e quindi questo film che mette insieme la storia d'amore e poi tutto quello che costruisce nel melodramma mi travolge da sempre, da sempre, da sempre. Il cinema le piace, è un'arte che segue con passione? È l'arte politica per eccellenza, anche perché sono cresciuto come un ragazzo di paese e al cinema ho trovato quello che poi solo Tornatore ha saputo spiegare attraverso un nuovo Cinema Paradiso, il luogo in cui si sta tutti insieme e tutti insieme si partecipa di volta in volta, secondo la programmazione, all'allegria, allo spavento, alla commozione, al colossal e all'epica. Ecco, venendo invece al suo ruolo di Presidente della Fondazione, che obiettivi ha questa mostra? Come è andata l'organizzazione? Questa mostra ha come obiettivo quello di onorare la sua stessa tradizione, perché è di eccellenza, e quindi mantenere punto per punto, passo dopo passo, quello che da sempre nella sua storia la Mostra del Cinema di Venezia ha rappresentato e ha offerto al pubblico dell'intero mondo. Poi una mostra molto varia con tanti temi. Una mostra varia con tanti temi e soprattutto con una capacità unica di saper essere la vetrina non di quel che c'è, ma di quel che arriverà. Chiedo anche un'altra cosa: come è stato in questi mesi lavorare, interagire, collaborare, conoscere uno straordinario direttore come Alberto Barbera? Beh, innanzitutto io posso ben dire che ad Alberto Barbera debbo innanzitutto un grazie, e cioè nell'aver accettato di restare con noi pur avendo già scaduto il suo mandato, e quindi rinnovandolo è stata una certificazione di quello che possiamo dire
è ben più che fiducia, è un continuo applauso. E rivedere per esempio il suo predecessore Roberto Cicutto che sarà qui, è contento? E certo, figurarsi, siamo amici. Dal punto di vista, poi chiudiamo, dal punto di vista diciamo per il nostro paese, che messaggio darà la mostra di Venezia, il nostro paese? Io ho un'idea ben precisa riguardo ai messaggi e la rubo da una famosa citazione: se devo fare un messaggio vado all'ufficio posta e telecomunicazioni, e quindi l'unica cosa che mi riguarda, che ci riguarda e che riguarda l'essenza stessa della mostra del cinema è quella di offrire un prodotto industriale per com'è il cinema attraverso la certificazione speciale chiamata arte. Insomma, Lorenzo, cosa ci si aspetta per questa mostra? Ci si aspetta, come ha detto il Presidente e il Direttore, intanto di avere un affresco di quello che succede un po' attraverso la cinematografia, ovviamente in tutto il mondo. È stato fatto un grande lavoro di selezione, 4.000 titoli sono stati scremati per poi arrivare all'80 di titoli che compongono il programma ufficiale. Questo sicuramente. Direi anche c'è aspettativa, insomma c'è attesa per i film italiani, e poi non dimentichiamoci che poi questa iniezione, questo momento di vitalità, di cultura sta bene a Venezia, ma anche un significato preciso è quello di portare poi, dopo che le luci del festival ci saranno sempre tra 2 settimane, riportare poi il pubblico nei cinema italiani, nei cinema internazionali, perché è di questo che il cinema ha bisogno. Sappiamo che è cambiata la fruizione dei film, perché adesso i film si fruiscono in vari modi, non più solamente in una sala come avveniva una volta, ma anche attraverso i grandi motori di ricerca, attraverso il web e altre forme. Però la sala cinematografica, il cinema sono anche una testimonianza della cultura del nostro paese, quindi quello che ci si aspetta è che sia un po' una rampa di lancio che dia entusiasmo al pubblico poi durante l'anno per ritornare nelle sale, per frequentare le sale, per avere un'esperienza di comunità e di socialità insieme, e se pensiamo è anche un po' quello che si aspettano i registi e gli attori alla fine, perché i loro film poi abbiano successo non solo qui ma nel botteghino durante l'anno, nei percorsi che verranno fatti accompagnando i loro film. Quindi credo che anche questo sia un aspetto importante, e su questo anche il governo, attraverso il Ministro dei Beni Culturali Gennaro San Giuliano, ha annunciato, lo farà qui anche da Venezia, iniziative importanti a sostegno dell'industria della cinematografia, per esempio sul tax credit, che ha tenuto fermo sui finanziamenti, che hanno tenuto ferme alcune produzioni che hanno magari orientato le giovani scoperte. Ecco. Lorenzo, grazie mille come sempre, sempre puntuale con i tuoi aggiornamenti sulla mostra del cinema dal Lido di Venezia, e con te chiudiamo questa prima edizione dei nostri telegiornali, tutti gli aggiornamenti e l'appuntamento ai telegiornali della sera con l'edizione del Veneto a partire dalle 18:30, dopo di noi il documentario e a seguire alle 14:30 il film. Appuntamento quindi ai telegiornali di questa sera, grazie per essere stati con noi, una buona giornata, arrivederci.